Una lunga e articolata indagine durata oltre 6 mesi, volta al contrasto di reati predatori, è stata portata avanti dai carabinieri della compagnia di Agrigento che su disposizione della procura di Agrigento hanno arrestato 5 cittadini di etnia rom, responsabili di avere commesso 20 furti in varie abitazioni. L'organizzazione criminale aveva stabilito la base logistica presso un'abitazione di Agrigento, zona Camposportivo, partiva per raggiungere le località da depredare svuotando ville isolate poco frequentate. Le indagini sono iniziate a seguito di furti avvenuti a inizio del 2019 ad Agrigento nelle località di San Leone, Villaggio Mosè e Montaperto, fino a interessare altri paesi limitrofi, nonché anche le province di Caltanissetta ed Enna. I ladri forzavano le porte, le finestre, con guanti e passamontagna, riuscendo a introdursi all'interno delle abitazioni, sottraendo oro, gioielli di valore, computer, persino delle armi che erano legalmente custodite nelle casseforti. I carabinieri hanno così lavorato incessantemente per più di 1 anno e mezzo, visionando sia le telecamere installate nei vari centri cittadini che nelle case private. L'attività investigativa ha dunque permesso di accertare un vero e proprio sodalizio di stanza d'Agrigento, insomma un gruppo consolidato dove ognuno aveva il suo compito. Prima di ogni furto osservavano con attenzione le villette isolate e nell'arco temporale di assenza dei proprietari, nel giro di 20 minuti, facevano irruzione e portavano a termine il furto. Al termine delle indagini sono stati raccolti molteplici elementi in capo all'organizzazione criminale che con sistematica regolarità e modalità violente e spregiudicate hanno fatto almeno 20 furti in abitazioni, scardinando anche con mazze ferrate le casseforti custodite all'interno delle stanze da letto, come si vede anche dalle immagini. La Procura della Repubblica di Agrigento ha così disposto 5 fermi di indiziato di delitto eseguiti dall'Arma la notte scorsa nelle città di Palermo e Agrigento. Nel corso delle perquisizioni domiciliari è stata anche rinvenuta refurtiva, monili in oro, tablet, PC, oggetti preziosi, orologi, verosimilmente il bottino di furti connessi nei mesi precedenti. Gli arrestati sono stati condotti nelle case circondariali di Agrigento, Sciacca e Termini Imerese, gli stessi dell'età tra i 25 e i 40 anni, più di uno di 60 anni a quanto pare il capo, sono tutti gravati da precedenti reati specifici. Già da questa mattina i carabinieri di Agrigento, individuate le diverse vittime dei furti e la refurtiva riconosciuta è stata loro restituita. I furti venivano commessi all'interno di appartamenti e villette isolate e spesso il palo procurava il tempo per la fuga ai complici mettendo del filo di ferro nel cancello delle abitazioni, per riuscire appunto a guadagnarsi la fuga nel caso in cui i proprietari delle abitazioni e delle ville fossero rientrati anticipatamente. La refurtiva rinvenuta, oltre a contenere numerosi oggetti preziosi, monili in oro, orologi di varie marche molto preziosi, ci ha permesso di restituire ai legittimi proprietari ciò che di più prezioso una famiglia possa avere, ovvero dei supporti e materiale informatico contenente ricordi di famiglia. I soggetti utilizzavano diverse macchine, non è stato facile seguirli, pedinarli e concludere l'attività, ma l'esito positivo di questa indagine è stato possibile anche grazie ai cittadini che tempestivamente comunicavano al 112 appunto il furto avvenuto e ci ha permesso anche di recuperare immagini degli impianti di videosorveglianza che le ville colpite da questi delinquenti hanno registrato e che ci hanno permesso di risalire con prove schiaccianti e ben precise all'identità di questi 5 criminali. La sede era in Agrigento, in zona Esseneto, ma la banda operava in tutto il territorio della Sicilia.